Cari amici, oggi prepareremo insieme una tipica pasta sarda, ispizzulos. Semplicemente ci servirà semola di grano duro, acqua, sale, un semplice vetrino rigatto e una spatolina. Mettiamo 500 g circa in base a quello che dovete preparare, il sale, e iniziamo con l'acqua al centro, come vi dico sempre. Di acqua ne ho messo circa 250 grammi perché è sempre, ricordatevi, il 50% del peso della semola. Poi naturalmente in base alle farine che noi utilizziamo l'acqua può variare. Iniziamo meglio così con la forchetta, lo potete fare anche nell'impastatrice. E con la mano, che adesso metterò subito le mani, sentirò se l'impasto ha bisogno di altra acqua. Ce n'è pochissima. Vediamo. Se dobbiamo realizzare della pasta, non vuole molto duro l'impasto, lavorabile. Vado a lavare le mani da fuori verso l'interno. Mi sa che quest'acqua, quel pochino che c'è, non la metto perché mi sembra già abbastanza morbido. Anzi, mi sembra che aggiungerò un pochino di semola, ma poca, Era all'inizio l'impasto e questo si può fare, aggiungere la semola così, dopo che il panetto è già lavorato, non va bene, proprio non si fa. Iniziamo a lavorare. Ho trasferito il panetto per finire di lavorarlo su questo piano di lavoro tutto nuovo. Tutto il tavolo è stato restaurato, è bellissimo. A me piace tanto. Approfitto per presentarvelo. Abbandonato, impolverato, ho voluto riportarlo alla luce. Guardate che bello, il piano di lavoro tutto nuovo perché mancava. Il cassetto lungo quanto tutta la larghezza del tavolo. È bellissimo per me, il suo piano adatto per lavorare la pasta. Avvolgiamo il panetto in pellicola e lo mettiamo a riposare. Intanto riprendiamo la pasta e facciamo dei piccoli pezzi, così ci serviranno adesso per preparare i spitzulus. Guardate la meraviglia dell'impasto, è perfetto. Quello che rimane sempre ben custodito dentro la pellicola. Allunghiamo un attimo con il mattarello e per agevolarci tagliamo piccole strisce, così come sto facendo io. Cominciamo così ad allungarlo con le mani, dei filoncini fini e lunghi circa, le taglieremo di circa 6 cm, dipende da quanto li volete fare, grandi o piccoli. Prepariamo il rigagnocchi, in questo caso un vetrino rigatto. Con la spatolina tiriamo il pezzo di pasta, lo arrotoliamo su se stesso, lo chiudiamo in punta ed eccolo, bellissimo, anche facile da preparare.
Naturalmente dovete decidere la lunghezza, la grandezza, li dovete fare tutti uguali, anche per una questione naturalmente di cottura. Sono dei piccoli gioiellini, un amore. Dopo tutti questi passaggi, spero abbiate voglia di prepararli anche voi. Naturalmente il sugo per questo tipo di pasta deve essere corposo. Se andate a cercare nella mia pagina Instagram, io l'ho preparato con un sugo di carne di cinghiale, buonissimo. Oggi abbiamo preparato la pasta tipica di Urruli, Ispizzulus. Se ti va, lascia un cuore, grazie.